Sì, abbiamo qui con noi Vincenzo Incenzo, è uno degli artisti invitato dai salesiani per tenere i workshop, cioè dei lavori che i ragazzi hanno fatto con degli artisti per preparare lo spettacolo che hanno realizzato questa mattina. Vincenzo Incenzo è un autore di canzoni famosissime, 5 giorni di Michele Zarrillo, L'alfabeto degli amanti, sempre anche l'anno scorso con Albano, buona classifica a Sanremo. Vincenzo, com'è lavorare non con degli artisti, quindi con dei professionisti, ma con dei ragazzi che mettono a disposizione il loro talento così com'è? Ma io credo che sia un'esperienza assolutamente unica. Mi ritengo fortunato ad avere la possibilità di incontrare queste situazioni, perché sono abbastanza delle mosche bianche nel panorama in cui ci troviamo purtroppo in questo momento. Io sono un convinto assertore di questa divisione che deve esserci tra insegnare ed educare, per cui nell'accezione proprio latina di ex ducere, tirare fuori qualcosa da qualcuno, questo è un contesto strepitoso, perché i ragazzi hanno tantissimo da dare, non sempre hanno la possibilità di farlo, per cui alla fine della fiera io credo che insomma ne veniamo arricchiti sia loro che io. Lavorare poi in un contesto come questo, dove c'è ancora una grande umiltà di fondo, una voglia di mettersi in gioco e di condividere, devo dire che è assolutamente una piattaforma di partenza strepitosa per qualunque tipo di iniziativa, figuriamoci per quella artistica dove la creatività è alla base e dove c'è tanta volontà, come in queste situazioni, di essere creativi e di essere coinvolti in un unico lavoro creativo. Tu lavori molto con i giovani anche nella scuola dove insegni, la Hope Music. Com'è lavorare con i giovani? Come sono i giovani d'oggi? Tu che sei a contatto con loro e anche scrivi delle canzoni con dei testi che vogliono anche lanciare un messaggio positivo verso i giovani. Assolutamente, credo che ci sia una grande, una grande ricchezza sommersa. In contesti come questo è facile, evidenziare, anche perché i ragazzi si sentono in qualche modo confortati dagli altri ragazzi, il fatto di essere forti in un contesto che li raccoglie in un numero considerevole, li mette anche a disposizione di una libertà diversa. Quando sono emarginati nelle loro realtà locali è più difficile che tirino fuori quello che veramente hanno. E questo è un grande rammarico, perché poi tanti talenti, tanta creatività viene repressa soltanto perché in qualche modo è sconfinata in situazioni dispersive. Quindi viva associazioni come queste, feste come questa, che danno la possibilità di esprimersi ai ragazzi, perché oggi la possibilità di espressione è molto confinata.